Presidio davanti alla sede di Wind 3 in via Torino a Mestre per la protesta dei dipendenti che hanno incrociato le braccia per 8 ore contro la cessione della rete dell'azienda alla Netco. Siamo molto preoccupati perché il rischio è che l'azienda venga venduta e divisa a dei fondi di investimento e quindi il rischio concreto è di perdita dei posti di lavoro, ma soprattutto di perdita di un'azienda tecnologica importante che diventerà secondaria, perché scorporando la rete dalla parte commerciale diventano due piccole aziende che non contano niente. E la nostra paura è che questo sia solo l'inizio, che anche per TIM e poi per Vodafone questa sia la strada. Il rischio è quello che abbiamo già vissuto in altre aziende, perché quando fanno queste operazioni, le aziende di telecomunicazioni, abbiamo visto che successivamente nell'arco di 2 o 3 anni si va ad una forte riduzione del lavoro. Quindi licenziamenti e famiglie che purtroppo non possono mantenersi. Sicuramente la soluzione è quella di avere un'azienda integrata. Wind 3 deve rimanere unica in tutti i suoi asset, rete, commerciale, mondo dell'informatica. Chiediamo ovviamente anche un intervento del mondo politico, un mondo politico che in tutti questi anni, a prescindere dal colore che c'è al governo, non ha mai aiutato questo settore. I sindacati infatti si rivolgono nuovamente al governo lanciando un appello. Noi chiediamo al governo un impegno su questo settore, perché questo settore non può essere considerato solo quando c'è la pandemia, perché collega tutti quanti, ha permesso a scuole, lavoro e quant'altro di essere attivi in quei momenti lì. Non serve con i bandi per le frequenze a rialzo che noi in Italia abbiamo pagato i più alti di tutti quanti gli altri paesi europei, quindi questo è un settore in questo momento ha bisogno di aiuto.